Onorevole Fontana, ufficializza oggi il suo passaggio all'UDC dopo l'esperienza col nuovo centrodestra, quali le motivazioni e quali gli obiettivi? Intanto sono ritornato nella mia casa naturale dove io onestamente sono cresciuto sin da ragazzo quando frequentavo la sezione est della Democrazia Cristiana al Viale della Vittoria. Io ho una lunghissima carriera politica oltre che professionale e devo dire che dopo i 10 anni di consigliere comunale, i 10 anni di Presidente della provincia e poi il Parlamento nazionale e quello regionale, è chiaro che non posso chiudere così la mia carriera politica, nonostante il risultato che purtroppo non è stato positivo alle ultime regionali, non per colpa certamente mia, ma per il fatto che purtroppo il partito non ha raggiunto la soglia del 5%, desidero continuare a far politica perché è nel mio DNA, voglio interessarmi delle questioni che riguardano il mio territorio, i miei cittadini e lo voglio fare da una postazione e all'interno di una componente di un partito dove io mi riconosco, soprattutto per gli ideali, per i valori che sempre ci hanno contraddistinto. Noi siamo dei cattolici assolutamente portati verso la moderazione, la tolleranza, la solidarietà, verso attenzioni nei riguardi soprattutto delle fasce più deboli della nostra comunità e quindi con questi principi desidero continuare questa mia attività anche fuori dai palazzi, insomma si può fare politica anche senza avere un incarico preciso e quindi è questo che io voglio fare e mi voglio spendere proprio per questo motivo. Senatore Ruvolo, il partito cresce anche con l'adesione, con nuove adesioni, tra cui questa dell'onorevole Fontana. Sì, vediamo tanta partecipazione di popolo a queste nostre manifestazioni. Nell'arco di 2 giorni ne abbiamo fatte tantissime, sempre partecipate. Perché? Perché siamo i moderati dell'area di centrodestra, quelli che vogliamo equilibrare tra i Salvini e la Meloni. Noi siamo la parte più moderata e vogliamo lanciare un messaggio soprattutto ai moderati e a quelli che hanno avuto la storia della Democrazia Cristiana dove siamo allocati con questo simbolo. Tenteremo di fare il possibile per raggiungere il 3% per entrare in Parlamento. Penso che ampiamente questa soglia verrà superata e quindi avremo un trappello di parlamentari che può decidere anche le sorti del centrodestra, perché senza di noi il centrodestra rischia di non fare la maggioranza che il Paese di cui ha bisogno.